Delle 1.200 persone impegnate nei cantieri che operano sulla strada statale 640, poco meno della metà tra qualche settimana rimarrà senza posto di lavoro. Mancano soltanto gli ultimi 12 chilometri al traguardo, quello del completamento del primo maxilotto che va da Agrigento al confine con il territorio di Caltanissetta. La conclusione dei lavori di raddoppio della carreggiata che sta trasformando la statale in superstrada è prevista per la fine dell'anno e di pari passo col completamento dell'opera la riduzione del personale, i licenziamenti, l'ennesima serrata occupazionale per la provincia di Agrigento. Adesso la speranza è riposta nel secondo maxilotto, quello che va da Grottarossa fino agli svincoli dell'autostrada Palermo-Catania a Caltanissetta. Parte delle imprese impegnate nel primo tratto torneranno a lavorare anche nella seconda tranche dell'opera. È così verosimile che un buon 60-70% di manodopera venga recuperato. E a proposito dei licenziamenti interviene Salvo Ferlito, presidente regionale dell'ANCE Sicilia, spiegando che il problema è dettato da scelte che arrivano da Roma. Il Ministero dell'Economia non accredita più fondi all'ANAS. Tutto ciò si traduce in Sicilia in un danno economico di oltre 100 milioni di euro e riguarda le maggiori opere stradali in corso nell'isola. Oltre alla 640 sono coinvolte la strada statale 117 Centrale Sicula, la strada statale 124 Siracusana, la strada statale 189 della Valle del Platani ed altri numerosi interventi di minore entità. In conseguenza di ciò, conclude Ferlito, le aziende saranno costrette a dare il ben servito al personale, dato che la prolungata crisi del settore ha prosciugato i capitali d'impresa e nessuno è più in condizioni di indebitarsi ulteriormente con le banche per pagare stipendi e fornitori.